Buongiorno, ben ritrovati e una buona domenica cari telespettatori e telespettatrici. Almeno 1000 persone hanno partecipato questa mattina a Udine in piazza 20 settembre ad una manifestazione contro la guerra in Ucraina. Le immagini sono appena giunte in redazione dal collega Alessandro Di Giusto. Molte le bandiere bianche e blu che sventolavano nel centro udinese, dove per un'ora e mezza ci sono stati vari interventi da parte di ucraini residenti nel capoluogo friulano. Una di loro ha affermato esibendo una ghirlanda di fiori: vogliamo rimanere il paese dei papaveri e dei girasoli, un paese ricco di colori che vuole contrastare il buio della guerra e il nero del lutto. Tanti gli slogan contro Vladimir Putin e le dimostrazioni che il popolo ucraino non mollerà, anzi resisterà all'invasione. Al termine della manifestazione, terminata attorno alle 11:30, i partecipanti hanno prima intonato l'inno d'Italia e poi quello ucraino. In piazza si sono notati diversi esponenti politici che però sono rimasti in disparte. Vedete proprio le immagini che rendono molto l'idea, questa piazza 20 settembre a Udine, quasi interamente occupata dai manifestanti. Ci dicono che i militari russi hanno ucciso civili e bambini. È una situazione drammatica, temiamo per le nostre famiglie. È il racconto di una donna ucraina che vive nella destra a tagliamento, ma che tra Leopoli e Kiev ha lasciato gli affetti più cari. Uno scenario apocalittico, l'invasione russa sta tenendo col fiato sospeso gli ucraini che vivono nella destra a tagliamento ma che a 1700 km di distanza hanno lasciato le loro famiglie, genitori, fratelli e amici più cari. Stiamo vivendo una situazione veramente drammatica. Ho i parenti dalla parte di Leopoli e anche a Kiev, che in questo momento nascosti in bunker con bambini piccoli. Le comunicazioni telefoniche sono ancora possibili tra Ucraina e Italia, ma il timore che la situazione già molto grave possa degenerare. Ci raccontano che in questo momento non ci stanno risparmiando neanche gente civile e ci sono stati dei attacchi agli asili, alle scuole e ci sono dei morti bambini veramente. E quindi si aspettano che finirà presto e che non si può morire per una cosa del genere nel 2022. Dopo gli arrivi alla spicciolata di ieri su autobus di nazionalità rumena, è giunto questa mattina a Trieste il primo bus con targa ucraina che porta in salvo cittadini in fuga dalla guerra. A bordo una cinquantina di donne, bambini e 2 uomini, di cui uno è l'autista. Al valico di Fernetti il mezzo ha trovato ad attenderlo le forze dell'ordine, carabinieri, polizia e guardia di finanza, che hanno effettuato i regolari controlli di frontiera. I profughi, tra cui bambini anche di pochi mesi, sono partiti 2 giorni fa e sono arrivati questa mattina. Sono in Friuli solamente di passaggio, in quanto diretti da conoscenti e amici a Vicenza, Brescia, Milano e a qualcuno anche a Roma. Si tratta per lo più di donne e bambini, i mariti e i padri sono rimasti a difendere la loro patria. Incendio nella notte a Santa Maria la Longa presso la ditta ICAP, produttrice di profili in metallo per l'arredamento. A prendere fuoco un macchinario per la produzione di energia a biomassa. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine che hanno domato le fiamme riuscendo a proteggere il reparto di produzione. Il lavoro in azienda è stato sospeso in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. I pompieri lavoreranno per tutta la giornata per smassare i materiali. Ingenti danni alle attrezzature coinvolte dal rogo. Ed è di 2 feriti ricoverati in condizioni serie all'ospedale di Pordenone. Il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa notte lungo la ex strada provinciale 6 tra Zoppola e Domanins per causa al vaglio dei carabinieri di Maniago, un'Alfa Giulia a bordo della quale c'erano 2 giovani alle 3:30 è uscita di strada finendo nel fosso. Sul posto personale del 118, i vigili del fuoco di Spilimbergo che hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Il veicolo incidentato è stato recuperato dal soccorso stradale Bastianello. È atteso domani nella nostra regione per essere poi distribuito da martedì Nuvax Covid, il vaccino Novavax, primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Unione Europea. È un'arma importante nella lotta alla pandemia che potrebbe convincere gli indecisi e i più riluttanti alla vaccinazione. Novavax è il 5° vaccino in distribuzione in Italia dopo che la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, cogliendo il parere espresso dall'EMA, ha approvato l'utilizzo del siero nella formulazione di dispersione per iniezione da 0,5 ml dose a partire dai 18 anni. Studenti e imprese del territorio hanno lavorato fianco a fianco nell'ambito del laboratorio Strategie d'impresa promosso da Confindustria e Università di Udine. In questi giorni la presentazione dei progetti.
Non conosce la crisi del settimo anno il laboratorio di strategie e politiche per l'azienda, consolidata iniziativa promossa da Confindustria Udine e Università di Udine. Sono infatti 7 anni che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Ateneo Friulano, grazie al laboratorio, riesce a creare un ponte fra gli studenti, prossimi a concludere il loro ciclo di studi, e le imprese del territorio. Come nelle precedenti edizioni, anche quest'anno sono state 6 le realtà che hanno partecipato al progetto, imprese che rappresentano uno spaccato significativo della struttura produttiva della regione: Udine Mercati, Friuli Innovazione, Chiurlo, Gruppo Illiria, Pelfa Group e Lima Corporate. È certamente un'opportunità per le aziende perché si mettono in discussione, se ne hanno voglia, lo spirito dovrebbe essere quello di sentire anche un altro punto di vista, soprattutto di un punto di vista giovane e in qualche modo alternativo. Quindi certamente aiuta tanto loro quanto le aziende. Il 23 e il 24 febbraio le 2 sessioni di presentazione da parte degli studenti dei progetti realizzati nel corso del primo semestre con diverse imprese friulane. Il progetto ha visto coinvolti nell'organizzazione per Confindustria Udine Franco Campagna e per l'Università di Udine Paolo Ermano, titolare dell'insegnamento e docente di economia internazionale. Gli studenti sono molto contenti, nonostante sia un corso abbastanza faticoso in termini di impegno, anche perché non essendoci appunto un libro di testo è infinita la possibilità di studio, e ovviamente sono anche molto contenti perché hanno rapporto non solo con i docenti, che insomma ovviamente siamo sempre disponibili, anche con le aziende con cui devono costruire una relazione, e imparano molto anche in questo aspetto. A San Daniele il Monte di Pietà sarà comunale, diventerà il nuovo municipio, mentre il piano terra ospiterà la sezione moderna della Guarneriana, grazie a 2 finanziamenti della Regione. Il Monte di Pietà è uno dei palazzi più importanti che si affacciano su questa piazza. Adesso è di proprietà privata e diventerà di proprietà pubblica. Proprietà pubblica grazie a un finanziamento, a 2 finanziamenti della Regione che totalmente portano 4,2 milioni a San Daniele, e con questi 4,2 milioni 1,7 milioni va per l'acquisto e 2,5 milioni per la riqualificazione. Che cosa avrà il Monte di Pietà di San Daniele? Diventerà la sede della biblioteca moderna e poi ai piani superiori la sede del municipio, che finalmente tornerà in piazza a San Daniele. Ci sarà già un cronoprogramma o è ancora troppo presto per capire come procederanno i lavori? No, adesso questa settimana il fondo proprietario ci ha confermato, ha accettato la proposta di acquisto, noi abbiamo inviato la caparra confermatoria e adesso chiaramente un bene che è tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, quindi aspettiamo che non eserciti la predazione per poi rogitare definitivamente. Crediamo che per fine di quest'anno avremo il progetto esecutivo della riqualificazione e che si possa anche riuscire ad iniziare la gara per l'affidamento dei lavori che verranno svolti nel 2023, credo che per fine 2023 dovremo essere pronti. Concluso il ciclo di iniziative dedicate a Darwin, nella maggior parte dei casi svolte online. Il Museo di Storia Naturale di Udine si appresta a riattivare una serie di appuntamenti in presenza, coinvolgendo anche gli istituti scolastici del territorio. Il Museo di Storia Naturale di Udine ha festeggiato il Darwin Day con una serie di iniziative per approfondire le applicazioni pratiche dello studio della meteorologia, l'ultima delle quali online per parlare anche di clima. Sì, abbiamo proposto un programma ibrido in realtà, con interventi dedicati al mondo della scuola, al mondo degli insegnanti, degli operatori didattici, legati al clima e al cambiamento climatico. È un argomento particolarmente sentito dall'amministrazione comunale di Udine, che ha voluto sostenere non solo queste attività, ma anche quelle che hanno dato vita alla mostra Origine dei saperi scientifici in Friuli, la meteorologia da Girolamo Venerio d'Ardito Desio. Il museo si sta attrezzando per ritornare a operare attraverso iniziative in presenza. Proponiamo e proporremo non appena si potrà diversi laboratori sui temi di meteorologia e clima, ma anche sulla sostenibilità, quindi potranno i ragazzi e le ragazze venire e concentrarsi su quali sono gli effetti, per esempio, delle emissioni della CO2 sulle temperature, potranno confrontare i dati rilevati negli anni, anche quelli verranno utilizzati anche quelli rilevati appunto da Girolamo Venerio. Sono state disperse nel tagliamento le ceneri di Nico Naldini, il cugino del poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. Le sue volontà sono state rispettate. Le ceneri di Nico Naldini, il cugino di Pierpaolo Pasolini, sono state disperse questa mattina nelle acque del fiume Tagliamento. Una cerimonia sentita dalle comunità di San Vito e di Casarsa, dove il poeta e scrittore ha trascorso alcuni dei suoi momenti migliori. È un momento veramente importante, profondo,
Oggi abbiamo anche letto delle poesie della curva di San Floriano, è proprio il passaggio tra San Vito e Casarsa, e quindi per le nostre comunità c'è un coinvolgimento particolare perché riconosciamo nella figura di Nico Naldini un grande interprete della bellezza, un grande interprete del Novecento, un grande intellettuale, ma soprattutto un interprete del nostro territorio. Nico è stata una persona speciale da tutti i punti di vista, una persona che tra l'altro deve essere assolutamente riscoperta. La sua opera complessa, composita, fatta di poesie, bibliografie, romanzi, va assolutamente rivista, va letta e va capita. Un luogo simbolo per Naldini, il tagliamento. E il tagliamento è il luogo che ti costringe a pensare a te stesso, i suoi spazi, la sua luce, i suoi silenzi. Ecco, è con questo silenzio che io mi sento di salutare Nico. È andato in scena al Teatro Luigi Bon di Colugna lo spettacolo Earth, il muro trasparente di un tennista. Con una parete di plexiglass fra l'attore in un campo di tennis ed il pubblico con lo sport della racchetta assunto ad evidente metafora della vita, al Teatro Luigi Bon di Colugna è andato in scena Il muro trasparente, delirio di un tennista sperimentale, monologo presentato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile di Verona per il circuito Earth, ente regionale teatrale. Il protagonista del monologo, Max, interpretato dal campione di tennis Paolo Valerio, affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto giocando a tennis. Si misura con la passione per lo sport della racchetta e quella amorosa, giocando, pensando, raccontando e dibattendosi fra un turbinio di emozioni, ossessioni e momenti di silenzio che si alternano ad urla di sfida quasi disperati di un uomo alle prese con sentimenti che si travasano l'uno nell'altro. Le soluzioni si fanno problemi, l'agonismo dell'innamoramento trasloca nella rivalità fra solitudine e vita. Come Max, Paolo Valerio è campione di tennis che con bravura e controllata energia entra in sintonia recitativa con i 1000 palleggi che fanno da commento, cornice sonoro e corrispondenza emotiva al procedere della vicenda, dando ai due linguaggi, quello teatrale e quello sportivo, una verità scenica inscindibile, con il pubblico munito di cuffia invitato a seguire il monologo a causa di una parete che, seppure solo in plexiglass, evoca i tempi della pandemia che stiamo vivendo. Non è bastato un secondo tempo battagliero al Pordenone per recuperare lo svantaggio iniziale nel derby con il Vicenza. Sinceramente, dopo la prestazione di Monza ci siamo guardati un po' in faccia perché abbiamo denotato delle difficoltà che oggi invece abbiamo dimostrato di non avere. Quindi abbiamo presentato una squadra volitiva, una squadra frizzante, una squadra che voleva a tutti i costi ottenere un risultato importante. Siamo partiti anche discretamente bene, nei primi 10-15 minuti cercando di stare alti, di cercare di prenderli e di non farli arrivare nei nostri ultimi 30 metri. È normale che poi quando lasci un po' di spazio a dei giocatori con delle qualità qualcosa possa succedere, quindi hanno trovato questo gol e lì abbiamo cominciato naturalmente a prendere un po' di paura, abbiamo perso un po' le distanze. Lì abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più, di meglio, ci siamo sistemati meglio in campo, abbiamo coperto un po' di più le fasce dove sinceramente abbiamo cominciato a farci del male e da lì è stata un'altra partita, quindi nel secondo tempo l'abbiamo affrontata con uno spirito ancora più battagliero, ancora più volitivo nel voler almeno raggiungere il pareggio e penso che poteva anche starci da un certo punto di vista, perché comunque abbiamo cercato la via della rete sia centralmente con dei tiri, sia magari aggirando le linee difensive sugli esterni per creare dei cross. Peccato perché comunque anche l'ultima palla che abbiamo avuto con la traversa magari un punto ce lo saremmo anche meritato. Molto bene, termina qui l'edizione del nostro telegiornale regionale. Se dovete pranzare, buon appetito, alla prossima, rimanete sempre sull'11. Arrivederci.